Buon pomeriggio amici di Fanner dal Circolo Sportivo Stella Azzurra, 26esimo e ultimo turno del girone A del campionato di Serie C1 di calcio a 5, in campo Virtus Stella Azzurra e Real Castelfontana. Calcio d'inizio che sarà battuto dalla formazione ospite in maglia bianca, attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi. Primo pallone giocato male dal capitano in maglia numero 3 Montagnolo. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus Stella Azzurra. Che gioca ai 20 metri. Pallone ora per il numero 23 Becchi, che va a giocare con Di Pascasio. Costi va ad aprire il gioco per il capitano Ciaralli, che scambia ancora con Costi. In verticale, pallone per Di Pascasio. Riconquistata la sfera dalla formazione ospite, che prova a ripartire. Pallone che termina comodamente tra i piedi di Rossi Merighi, che va a rimettere in gioco. Becchi, buona la finta di corpo, va a giocare con un compagno che alza il pallone dall'altra parte e conclude col destro proprio Becchi. Buono il dialogo tra lui e Ciaralli. La conclusione del numero 23 si spegne però sul fondo. Possesso per il Real Castelfontana col pallone in verticale che non trova nessuno. Costi si fa vedere Di Pascasio, lo scarico, ancora Costi, alza la testa, trova Ciaralli che va in orizzontale per Di Pascasio, che prova a rimettere verso il centro, pallone fermato ma lo riconquista Ciaralli, che calcia, si oppone Montagnolo, rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra. Laterale battuta da Costi, che trova Becchi al centro dell'area, il colpo di testa non trova lo specchio della porta. Alto il pressing della Virtus, che riesce a riconquistare ancora il pallone. Allora Di Pascasio attaccato, sfera che arriva in qualche modo da Costi, che va via ad un avversario, fermato poi sul raddoppio. Alza il paniere Montagnolo, il colpo di testa in avanti, ancora facile preda della difesa in maglia rossa a strisce orizzontali bianche. Ora Costi, Ciaralli, pallone che rimane all'altezza dei 20 metri. Ancora Costi, Becchi, Ciaralli, vede Costi che prova ad andare dentro di prima, chiuso ancora il 10, tiene il pallone vivo, va a giocare con Di Pascasio. Ciaralli decide di ricominciare per provare a far uscire le maglie bianche che difendono ai 20 metri. Pallone in verticale all'indietro per Di Pascasio, che sbaglia il tocco di prima. Possibilità di ripartenza per il numero 10 Fimmanò, che conquista una rimessa laterale. Proprio lui a batterla, va a giocare all'indietro con Montagnolo. Pallone orizzontale, lo recupera Ciaralli, che prova ad andare, chiuso. La rimessa laterale sarà per il Real Castelfontana, con Fimmanò pure ancora sul punto di battuta. Montagnolo apre, numero 13 che spara la porta, prova a girarsi, attaccato da Costi, riesce ad andare via, poi alla meglio il 10 che riesce a fermarlo, ma la sfera rimane lì e ci deve... È chiamato l'intervento Rossi Merighi, che mette il pallone in fallo laterale. Prima conclusione verso la porta avversaria per la squadra ospite. Dopo 4 minuti e mezzo, sulla buona iniziativa di Sordilli.
Corner battuto all'indietro. Ancora Fimmano gioca dentro con Sordilli che prova a chiudere l'1-2. Non si trovano. Nulla di fatto. Costi. Ciaralli, Becchi col tacco, ancora per Ciaralli che non trova il pallone, poi riesce a giocarlo per Di Pascasio che prova a mettere verso il centro. Risponde il portiere, sfera ancora buona per Becchi che va all'indietro da Costi. Rintanato il Real Castelfontana, Costi cerca il centro, prova a calciare, il portiere non riesce a tenere, a controllare questo pallone che dunque si infila in rete per l'1-0 della Virtus Stella Azzurra. Il gol è di Costi. Montagnolo alza questo pallone, l'uscita a fondo di Rossi Merighi, sfera che rimane lì e poi Ciaralli chiude in corner. Pallone all'indietro ancora per Montagnolo. Attaccato Fimmano, perde la sfera, Costi prova ad andare via ancora, velocissimo. L'estirata del numero 7 che favorisce l'intervento del portiere, poi pallone ancora buono per il Real Castelfontana che perde il tempo, dà tempo alla difesa della Virtus di rientrare, conclusione addosso a Costi. Pallone ancora buono per Fimmano che tiene la rimessa laterale. Montagnolo, Fimmano chiude, Ciaralli che guadagna anche la rimessa laterale. Palla persa, non andavo, ormai si è allungata, capito? Si salta tutte e due. Costi, Bravo Daniele, Ciaralli 1-2. Pallone dentro per Di Pascasio, spalla alla porta, riesce a girarsi, ci mette le mani il 24 della formazione ospite Tomaino, imperfetto qualche minuto fa in occasione del gol della Virtus. Ciaralli all'indietro per Costi che ha spazio per calciare, riesce a opporsi Ferretti, ancora Costi, Ciaralli, ancora il 10, scambia nuovamente col capitano che avanza, pensa alla finta, alla conclusione, va a giocare con Costi, trovato Becchi in verticale, a spalla alla porta, calcia e questa volta riesce a bloccarla dopo una deviazione Tomaino. Rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra dopo un disimpegno imperfetto della difesa del Real Castelfontana. Sul punto di battuta Ciaralli che va con un pallone teso verso il centro. Sanzionato un fallo dal direttore di gara, calcio di punizione già battuto dalla formazione ospite con Fimmano, poi Montagnolo, pallone dall'altra parte, messo ancora verso il centro. Sarà calcio d'angolo. Fallo, ti preoccupare, fallo. Pallone all'indietro, riconquista la difesa della Virtus, Di Pancasio prova ad andare, tocca per Costi, a tu per tu mette verso il centro e Tomaino coi piedi riesce a deviare in corner. Corner per Ciaralli, si fa vedere Becchi che perde la sfera e concede anche la rimessa agli avversari. Giocato male questo calcio d'angolo dalla Virtus. Montagnolo,
Ancora Montagnolo in verticale, Ciaralli in anticipo. Poi Costi può giocare, alza la testa il 10. Riceve di Pancasio. Becchi in verticale per Costi che prova ad andare verso il centro, chiuso con la possibilità per il numero 23 Pacchiarotti di andare, pallone dall'altra parte. Non c'è arrivato con i tempi giusti il compagno in maglia numero 14 Ragno per concludere l'azione, che è terminata dunque con un nulla di fatto per il Real Castelfontana. Virtus che riparte col pallone che stabilmente tenuto all'altezza dei 20 metri. Ciaralli non controlla benissimo, poi Costi rimedia, prova ad andare via il numero 10. Inabilità, pallone dall'altra parte per Becchi che non controlla. Poteva essere un 3 contro 2. Ha mancato il controllo il 23, perdendo così l'occasione. Montagnolo a giocare con Fimano che avanza dentro, trova Ragno che scarica e la conclusione di Pacchiarotti termina alta. La Mattia, più corta e fai la scarica. Sente Marta che co. Occhio al giro Mattia. Accorcia Mattia, dai, veloce, forte. Forte Mattia, forte. Oh, dai. Oh, genio che cambio. Buono qui il pressing del Real Castelfontana, c'è anche un cambio della formazione ospite dentro il numero 11 Cavallo che va a giocare ora con Montagnolo che perde il contrasto con Ciaralli, il quale conquista una rimessa laterale. Cerca il cambio di gioco il capitano in rientro, chiude in calcio d'angolo Pacchiarotti di testa, ma era stato avvertito della non presenza dell'avversario alle spalle. Anche Tanzi ora in campo per la Virtus, corner giocato corto col numero 20 Hanut chiuso in corner. Costi gioca all'indietro, ecco Tanzi, anticipo su Ciaralli, può andare il Real Castelfontana. Ciaralli recupera ancora la sfera, poi riesce Cavallo a tornare su di lui e a guadagnare anche un calcio di punizione. Già battuto Montagnolo, va a giocare con Pacchiarotti che mette verso il centro, blocca Rossi, possibilità di contropiede, in superiorità numerica la Virtus col pallone per Ciaralli che calcia sul fondo. Pallone dall'altra parte, Pacchiarotti e Rossi Merighi chiude con i piedi in fallo laterale. Montagnolo va ad alzare ancora la sfera, il petto di Cavallo che è una sponda per Pacchiarotti che controlla, va a giocare ancora all'indietro. Montagnolo di Pancasio, capisce tutto, intercetta la sfera, poi pallone che non arriva dalle parti di Tanzi, leggermente lungo il tocco di Hanut. Chiuso. Dunque appena entrato nelle file del Real Castelfontana il numero 9 Conti. Pressing della Virtus, riesce a uscire bene il Real Castelfontana, pallone che arriva dalle parti di Cavallo, spalla alla porta, va a scaricare, Pacchiarotti alza la sfera che è buona ancora per Cavallo che cerca un diagonale dal coefficiente di difficoltà piuttosto alto, non trova lo specchio della porta e non di poco, ma buona giocata del numero 11. Virtus Stella Azzurra dunque in vantaggio sul Real Castelfontana grazie al gol di Costi, la partecipazione di Tomaino. Tanzi chiuso, riesce a riconquistare la sfera di Pancasio, il tocco in verticale per Hanut, l'uscita di Tomaino coi piedi che allontana.
e ora arriva il time out per la formazione di casa. Si riparte col pallone per Rossi Merighi che va a giocare. Dietro, vieni dietro. Ok, Giuliano, mancava uno, stiamo messi male. Costi. Va, così, bravo. Di Pancasio ancora per Costi. Così, scalmo, Giuliano, lascia Claudio. Tanzi, Hanut, Porta che non può giocare forte. pressato Forte. da Pacchiarotti Bravo, che lo chiude nei pressi della bandierina Oh, là c'era uno solo, e lo costringe ad accontentarsi di una rimessa laterale che va a battere verso l'estremo difensore, che poi con i piedi riesce a mettere in movimento Tanzi, che avanza, va in verticale da un compagno, lo scarico per Costi che calcia, la risposta di Tomaino che blocca. Lungo con le mani Tomaino, pallone dall'altra parte, Hanut a contrasto con un avversario e rimessa dal fondo il contrasto con Bertolli. La prossima cambio. Bravo, Claudio, sta qua. Aspetta, Giuliano, un attimo deriva, Dai, stai. C'è bisogno, no, c'è bisogno. Hanut, Ma Giuliano, ci sono due, sono Giuliano. scambio prolungato tra il Venti e Costi. Di Pancasio va a giocare ancora con Costi. Tanzi alza il pressing il Real Castelfontana. Tanzi va a lanciare questo pallone per Tomaino che può andare a rimetterlo in gioco. Bertolli, Pacchiarotti, pallone per il numero 9 Conti che va in verticale, non trova il compagno e arriva ora il giallo anche per Tanzi. Lascio, Federico, vedi, vai a scaricare Claudio, c'è il 23 là, a destra Giuliano, c'è il capitano Giuliano. Occhio Federico. Rossi Merighi, Tuo Claudio, è tuo. Becchi È tuo Claudio. cerca di servire Ciaralli ma viene chiuso da Cavallo che prova ad andare da solo. Ancora nei pressi della bandierina il numero 11, costretto a scaricare dalle parti di Conti che gioca corto, pallone recuperato da Di Pancasio che può andare. Di Pancasio attaccato da Bertolli, costretto a defilarsi, guadagna un buon fallo. Giuliano, a Giuliano la prossima gli accambio. Allora i miei li faccio io di qua. Minuto e poi accambio. Prima Giuliano. Occhio. Vedi? Giuliano, vedi là. Eugenio, sta a mezzo. Ciaralli alla battuta, il mancino di Ciaralli sul fondo. Vieni Giulio. Vai. Lungo linea. Buona, per mezzo. Lungolina che riesce, chiuso Romaniello da Ciaralli. Rimessa laterale con Fimmano alla battuta. All'indietro per Conti che sbaglia il tocco di Pancasio. Ci arriva. Di Pascasio, scusate. Ora Conti prova ad andare via. Conti chiuso in maniera fallosa. Gio, siamo in mano, Ciccio. Adesso, tranquillo, gioca tranquillo. Calcio di punizione ancora per il mancino di Ciaralli, 2 questa volta gli uomini in barriera per Tomaino. Si stacca dalla barriera Fimmano. Rimane solo Romaniello, la rincorsa di Ciaralli che va col mancino e colpisce Montagnolo sulla linea di porta. Guarda il pallone. Uno bisogno. Giorgio, a Gio. Costi per Di Pascasio che col tacco serve ancora il 10 che va dentro. Tomaino chiude in corner.
Angolo battuto all'indietro, Ciaralli col mancino. Conclusione deviata, ma pallone ancora buono per Di Pascasio, che va a scaricare ancora verso il capitano. Poi Conti cerca un suggerimento dall'altra parte dove arriva Di Pascasio che controlla la chiusura di Fimmano in fallo laterale. Voleva la rimessa laterale per sé il numero 10 in maglia bianca. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, che concede alla Virtus Stella Azzurra la possibilità di rimanere in avanti. Pallone indietro per Costi. Pressato, va via Romaniello, ancora Costi, tenta la conclusione, ci mette i guanti Tomaino. Fimmano, il filtrante, chiamato all'uscita Rossi Merighi, che chiude con i piedi. Montagnolo, Lungolinea Alessio, lungolinea. il tacco di Fimmano. Montagnolo va ancora dall'altra parte, giocata spesso cercata dal numero 3 del Real Castelfontana. Questa volta non riesce a trovare il compagno. Dall'altra parte del campo ancora con la testa Montagnolo per Romaniello, che prova a girarsi. Pallone buono per Fimmano, che guadagna il centro del campo e calcia sul fondo però abbondantemente la sua conclusione. Nulla di fatto per il Real Castelfontana. Ancora 1-0 per la Virtus Stella Azzurra, che non ha prodotto tantissimo e che è chiamata a confermarsi al secondo posto di questo girone A dopo la vittoria della Cisco Roma. Bravo, a posto. Con quel lavoro facciamo come l'iniziazione, andiamo dentro la porta. Ciaralli, Bravo Giorgio. si fa vedere Di Pascasio, Forte. poi Costi. Adesso. Adesso succede, dai, bravo. Fimmano intercetta, fallo laterale. Giusto, dai. Giochiamo. Lo famo 2 volte e andiamo in porta. Il cambio di gioco di Capitan Ciaralli, su cui non arriva Becchi. Allora Montagnolo può ricominciare, scambia con Fimmano, va in verticale a cercare Cavallo, che spara alla porta, fa un buon lavoro e guadagna un calcio di punizione. Chiamala. Ok, arbitro. Che cazzo sto fatto? Cosa cambiare? Calcio di punizione per gli ospiti, la finta, poi il pallone in verticale dalle parti di Cavallo, su di lui Tanzi. Cavallo costretto allo scarico da Montagnolo, prova ad alzare il pressing. La Virtus, pallone in avanti, fuori misura però, non ci può arrivare Fimmano. Rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra, battute finali di questo primo tempo. Tanzi, alza il pressing il Real Castelfontana, ma esce bene la Virtus. Pallone in verticale che è leggermente lungo per Ciaralli, può avanzare ora a Cavallo, che va dall'altra parte, trova il 7 Ferretti, centralmente Montagnolo in verticale, il suggerimento per Fimmano. Cavallo, Montagnolo, chiude Costi, sfera piccola buona per Ferretti, si oppone Tanzi, Bravo Valerio, grande, che poi allontana, ma solo in fallo laterale. L'ira di mister Beccaccioli. Laterale battuta all'indietro verso Fimmano, che controlla la finta, si defila il raddoppio su di lui, prova ad andare via comunque il 10, che fa una grande giocata per provare a mettere dentro questa sfera, ma chiuso da Becchi. Poi Montagnolo, ancora Tanzi.
Cavallo, Montagnolo, Ferretti. In verticale non può controllare questo pallone il numero 11 Cavallo. Costi avanza, palla al piede, scarica dalle parti di Ciaralli, Tanzi, ancora Costi, non trovano il varco gli uomini in maglia rossa che tengono il pallone lì all'altezza dei 20 metri, ancora alza il pressing il Real Castelfontana, esce bene però la Virtus, il tocco errato da parte di Costi che dà la possibilità a Ferretti di andare, che guadagna anche un fallo il numero 7. La lunga rincorsa di Cavallo che va col destro, Murato, poi Montagnolo, tocca corto per Ferretti che controlla, prova ad andare Ferretti, pallone che supera la linea laterale del campo, finisce in fallo laterale in favore della Virtus Stella Azzurra. Tanzi, il tocco di prima che non riesce, allora Montagnolo, Pacchiarotti, scambia con Cavallo, ancora Montagnolo. Alza la sfera Montagnolo, pallone fuori misura. Tanzi gioca sulla destra e riceve lo scarico di un compagno. Andiamo Federico, bravo Federico, dai veloce, lasciamo la prossima al cambio, dai. Costi, adesso, Ciaralli, dai Giuliano. si fa vedere Becchi che scarica. Ancora Costi, si fa vedere Becchi che controlla benissimo e poi col raso terra non trova di poco lo specchio della porta. Bravo Matti, bravo. Ragno, lo scarico per Cavallo, avanza l'11, si fa vedere Montagnolo in sovrapposizione. Il suggerimento di Cavallo è leggermente lungo, viene chiuso Montagnolo che ora abbandona il campo per far posto a Conti. Ciaralli alza il pallone, trova un compagno che va dall'altra parte, Tanzi chiuso provvidenzialmente da Pacchiarotti in fallo laterale. Becchi all'indietro, Ciaralli va a giocare con Costi ma non trova il compagno, rimessa laterale per gli ospiti. Pallone alzato dalle parti di Cavallo, attaccato da Ciaralli, tiene bene la sfera l'11 che non ha però lo spazio per penetrare, prova ad andare all'1 contro 1 con Tanzi, viene chiuso, possibilità allora per Costi di andare 1 contro 1 con Conti, si fa vedere Ciaralli che viene servito, Ciaralli col mancino calcia, Tomai non risponde. Bravo Mattia, grande. Ancora un minuto da giocare, come segnalato dal direttore di gara in questo istante. Pacchiarotti scambia con Cavallo, occhio, non vanno via Federico, Giuliano. Ancora Pacchiarotti, prova ad andare in verticale,
trova Ragno che prova a girarsi, rimpallo, Bravo Giulio! poi il tiro ancora despinto ma non è finita, pallone nuovamente in avanti, ma nulla di fatto. Rossi Merighi ha chiuso, ha negato al Real Castelfontana la possibilità del pari, pallone in avanti e arriva il duplice fischio. Finisce qui il primo tempo tra Virtus Stella Azzurra e Real Castelfontana, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Pronti al calcio d'inizio del secondo tempo della sfida tra Virtus Stella Azzurra e Real Castelfontana, valida per l'ultimo step di questo girone A del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Virtus Stella Azzurra è chiamata a vincere per confermarsi al secondo posto al termine di questa regular season. Possesso ora per gli ospiti, che non riescono a uscire sulla pressione della formazione di Beccaccioli. Ciaralli alza il pallone, dall'altra parte c'è Becchi che non riesce a riproporre verso il centro col mancino, aveva cercato una giocata di prima Becchi che non ha trovato però. Laterale battuta con Ciaralli, Costi chiude l'1-2 Ciaralli, pallone verso il centro, Fimmano chiude, pallone allontanato ma ancora buono per la Virtus. Ciaralli va a servire Costi che trova Di Pascasio, Costi riesce a riorganizzarsi la difesa del Real Castelfontana, ma Costi fa tutto da solo, guadagna la superiorità numerica, mette verso il centro e la chiusura ancora di Fimmano in fallo laterale. Laterale battuta corta e la conclusione di Ciaralli, deviata in corner. 1 Alex, primo sì, guarda. Dai, Federico, guarda il pallone, Federico. Doppio scambio, occhio. Costi, pallone corto per Di Pascasio che va allo scarico, possibilità di conclusione per Ciaralli, si spegne sul fondo. Di Pascasio riconquista la sfera, poi prova a calciare probabilmente, pallone che stava per diventare un suggerimento per Ciaralli, fatto sta che c'è stata una deviazione, dunque sarà rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra con Costi sul punto di battuta, all'indietro verso Ciaralli che controlla con la suola, va a giocare ancora col 10, la mette giù Costi, conclusione al lato della porta difesa da Alessio Tomaino. Fuori misura il pallone di Papa. Laterale per i padroni di casa. Becchi. Ciaralli prova a chiudere l'1-2 col tacco, ma sfera al di là della linea laterale del campo. Anticipo di Ciaralli che poi va a giocare con Becchi, all'indietro per Costi, si fa vedere, viene servito Di Pascasio che va a restituire il pallone al 10, poi Ciaralli attaccato, tutto regolare, anzi no, calcio di punizione arrivato con qualche secondo di ritardo il fischio dell'arbitro, da qui le proteste, ma sarà punizione per la Virtus Stella Azzurra. E anche un giallo ora all'indirizzo di Fimmano da parte del direttore di gara. Ha protestato
calciato con particolare veemenza il numero 10 in maglia bianca. Occhio Mischi! A farci la Mischi! Si allontana dal punto di battuta Costi, c'è Grande Alex! Ciaralli che scambia col 10, poi calcia. Murato posizione ancora per Ciaralli che va a giocare con Becchi, chiuso il suo ultimo tocco, rimessa laterale in favore del Real Castelfontana, pallone giocato indietro verso Tomaino che alza la testa con qualche rischio, va in avanti, non ci può arrivare Alex Papa. Vai a scaricare, occhio Alex, è partito, poi non c'è. Bravo, c'è. Rossi Merighi in avanti, la chiusura in che termina in fallo laterale. Ancora Fimmano, contrasto con un avversario, guadagna la rimessa. Montagnoli in avanti, Papa non riesce a scaricare, perde il pallone, allora Costi va a giocare con Di Pascasio che rientra sul mancino, poi va ancora a scaricare per Costi che trova e serve, Ciaralli che calcia, Tomaino si oppone in fallo laterale la sfera. Battuta corta per Ciaralli che va ancora a calciare addosso a un avversario, allora Tomaino coi piedi fa ripartire gli avversari da dietro. Costi Di Pascasio via bene un avversario, poi Becchi all'indietro per Costi, si fa vedere ancora Di Pascasio che serve, Becchi che controlla, può andare dall'altra parte, c'è Ciaralli servito in questo momento con la punta, Ciaralli 2-0 della Virtus Stella Azzurra al termine di una grande azione corale, il raddoppio dei padroni di casa col gol del capitano Ciaralli. Al posto tuo amico. 2-0 in avvio di secondo tempo, così come in avvio di primo tempo era arrivato il gol del vantaggio. Intanto qui la conclusione di Ragno che col piatto non trova il rasoterra vincente per superare Rossi Merighi e accorciare le distanze. 2-0 per la Virtus Stella Azzurra che mette al sicuro il risultato, gara comunque che ha ancora tanto da dire. Costi Di Pascasio, lo scarico, pallone per Becchi che può andare anche l'1 contro 1, cerca di cambiare lato, chiuso in fallo laterale. Di Pascasio alla battuta, corto per Tanzi che calcia, conclusione forse deviata in corner, sì, sarà calcio d'angolo. Costi alla battuta del corner, alza il pallone giocando all'indietro con Tanzi che va a servire ancora a Costi. Tanzi Dai! Troppo spazio Matti! Ancora, fai! Basta! Troppo spazio Matti! Di Pascasio. Mi lasci 4 metri alla fine. Mi incazzo. Ma pensa a giocare invece di rispondere. Costi Becchi 1 contro 1 con Pacchiarotti, all'indietro da Costi, tiene il possesso all'altezza dei 20 metri, poi Costi va via, prova a scambiare con Becchi, chiuso, tutto regolare. Ragno Montagnolo viene verso il centro, va a servire in verticale Ragno che scarica per Fimmano, Tanzi di fronte a lui, Fimmano prova ad andare via, viene chiuso. L'uscita della Virtus Stella Azzurra con Di Pascasio che va a giocare con Costi. Non c'è il pressing del Real Castelfontana, allora Costi senza fretta può andare a dialogare con Tanzi, ferma ai 20 metri la formazione ospite. Di Pascasio
ancora Costi. Ecco il 9 che alza la sfera col petto. Costi prolunga per Becchi che prova ad andare via Montagnolo che lo ferma, poi il pallone diventa buono per Di Pascasio, ma è arrivato un fischio del direttore di gara per un'irregolarità commessa probabilmente da Becchi, perché il calcio di punizione è in favore del Real Castelfontana e il capitano Montagnolo sta per incaricarsi della battuta. Dove vai Matti, dove vai? Bertolli, Buono, non tra. poi Pacchiarotti, prova ad andare via Pacchiarotti, torna su di lui l'altro 23 Becchi che guadagna la rimessa laterale anche nel contrasto. Costi di prima dentro a cercare Becchi, il petto di Pacchiarotti, ma Becchi torna sulla sfera, la copre, ancora Pacchiarotti su di lui. Ottimo lo scarico di Becchi per Tanzi, sulla destra c'è Di Pascasio servito in questo momento, alza la testa il numero 9 che gioca all'indietro con Costi. Becchi si fa vedere, riceve in questo momento di prima verso Di Pascasio. Ottimo lo scambio che poi vede la manovra ricominciare da Tanzi. In questo momento Costi si fa vedere Becchi, pallone invece in profondità da parte di Costi, non si sono intesi due. La chiusura della difesa del Real Castelfontana che prova a ripartire, buono il fraseggio col pallone poi dietro per Bertolli che va a giocare con Montagnolo, alza la testa il capitano che poi va in verticale, l'anticipo di Tanzi, Pacchiarotti tira la sfera viva giocando con Bertolli, ancora Pacchiarotti che alza la testa, c'è solo Montagnolo lì vicino, lo serve, Montagnolo buono all'iniziativa, va in verticale per Ragno che scarica, Bertolli prova la conclusione, Murato, sfera che torna dalle parti di Alessio Tomaino che con i piedi va a lungo e chiama all'uscita Rossi Merighi, il quale però non riesce a bloccare e sarà calcio d'angolo. Che è successo? Ma se non l'ha mai preso, ma che sta di tu? Che ha sbagliato l'uomo? Sta sempre a 4 metri è stato. Quale falla ha fatto? Pure l'ultima partita non chiudi per ah sì, sulla cazzina. È stato bene Francesco. Ok, a posto. Corner battuto all'indietro per Montagnolo che non riesce a calciare verso lo specchio della porta avversaria. Rossi Merighi con le mani. Aspetta, accorcia, stiamo messi male. Hai messo male. Tanzi di Pascasio attaccato, va a scaricare, allora Tanzi allontana senza prendersi eccessivi rischi. Bertolli, Montagnolo, Pacchiarotti, ancora il capitano in avanti dalle parti di Ragno che prova a liberarsi, esce Rossi Merighi che blocca, forse anche un contatto tra il portiere e Ragno, si sono chiariti subito i due. Montagnolo gioca con Pacchiarotti che va dentro, la chiusura poi di Pascasio, va via benissimo un avversario, in avanti per un compagno, la grande risposta di Tomaino. Ancora Di Pascasio a riconquistare la sfera. Vai adesso molla che molla. Torna. Bravo che. Hanut che qualche istante fa ha avuto la grande occasione per il 3-0 ma ha trovato di fronte un ottimo Tomaino a dirgli di no. Costi gioca con Ciaralli, deve alzare il pressing il Real Castelfontana, ancora Ciaralli. Quando vuoi facciamo pure di Di Pascasio. Costi. Dai la mano, Alessio. Dai Alessio, dai Claudio, alzate un pochettino. Dai, vai Claudio! Vai là! Bravi! Cerca dentro Di Pascasio. Difficile controllare questo pallone per il numero 9.
Sfera che si spegne in fallo laterale. Occhio che ti scivola le spalle, Stefano. Pallone in avanti. Bravo Prova a lei! controllare Romaniello e a girarsi, calciando di prima intenzione. Conclusione alta sopra la traversa. Alessio! Così così va nel cino, tranquillo, vai Alessio, non lasciare. Costi alza la sfera, si scontrano in due del Real Castelfontana e poi Anut a tu per tu, calcia ancora addosso a Tomaino. Sfera ancora viva per Anut che va all'indietro. Esci là. Costi, Ciaralli, Calmo, faccio recuperare. Va. Lasci un po', lasci un po'. Adesso. Sì, là, sì. Di Pascasio. Vai, Ale. Te va saltare. Così. Costi. Bravo, Ale, bravo. Punta verso porta. Vai anche tu. Rimessa laterale in favore del Real Castelfontana al quarto d'ora di questo secondo tempo. Anut ad attaccare un avversario riconquista la sfera, calcia sul fondo, male il disimpegno di Ferretti e Anut ha riconquistato la sfera, poi non ha trovato lo specchio della porta calciando con la punta. Può andare a rimettere il pallone in gioco Tomaino che va lungo con le mani, Romaniello controlla e scarica. Pallone per Bertolli che va all'indietro, scarica con Fimmano, gioca con Ferretti, ancora Fimmano in avanti per Romaniello che ha la possibilità di girarsi, controlla male, scivola, allora la possibilità per Di Pascasio di andare dall'altra parte, c'è Anut servito in questo momento, Anut con la punta, Tomaino risponde, sfera buona per Costi che prova a liberare il destro, calcia, deviazione, si salva la difesa del Real Castelfontana. Pallone ancora buono però per Di Pascasio che calcia, grandissima la risposta di Tomaino. Riconquista il pallone la formazione ospite che prova ad andare, in anticipo Ciaralli, poi ancora in estirada un calciatore del Real Castelfontana, pallone per Ciaralli dall'altra parte che prova a rimettere verso il centro, ma Di Pascasio aveva già attaccato la porta e dunque non ha trovato il pallone. Qualche istante fa veramente una grandissima parata di Tomaino sulla conclusione di Di Pascasio. Estremo difensore che si sta facendo perdonare l'errore commesso in avvio di gara quando la Virtus Stella Azzurra si è portata in vantaggio col gol di Costi su un infortunio dell'estremo difensore della formazione ospite. Ora il rinvio lungo Tomaino, pallone che termina al di là della porta, difesa da Rossi Merighi. Alessio, alla prossima cambia lei. Panut, Costi, Ciaralli, prova ad andare via Costi, si fa vedere centralmente Anut che viene servito, dall'altra parte c'è il numero 18 Grigeri in questo momento, riceve anche un calcione e guadagna un calcio di punizione. Marco Cocomeri ha ricevuto un brutto intervento da parte di un avversario. Calcio di punizione alla lunga rincorsa del capitano Ciaralli che calcia lontanissimo dalla porta di Tomaino. Lungo con le mani Tomaino, pallone buono per il 22. Papa che calcia ma trova la risposta di Rossi Merighi a chiudere. Allora all'indietro Fimmano. Stretto che la guarda palla stante qua. Vattene Alex, vattene. Se vale, si gira. Torna Federico. In avanti ancora Papa, chiuso da Ciaralli.
tiene la sfera, ma cava in casa Rossi Merighi, che se la cava anche con i piedi va a servire un compagno in avanti. Sbaglia il tocco Cocomeri. Ecco che ti è scivolato. La chiusura, poi il pallone in avanti per il Real Castelfontana. Fimmano non controlla. Oh, Valerio, vedi. Vai a scaricare. Ce l'hai a destra, eh? Alex, ce l'hai a destra. Sì, Valerio. Alex, accorcia. Con le mani Rossi Merighi. Grande Valerio. Bravo. Va bene. Quando c'ha più la mano rimane lui. Ciaralli chiuso. Vai Alex, vai. Ancora Papa. Cerca Fimmano, che scarica. Conti. In verticale per Papa, che perde per un attimo il controllo della sfera. Poi sbaglia il tocco e dà la possibilità di 1 contro 1 da Nut. Nut va via Berretti. A Nut calcia. Ancora Tomaino. Berretti salva sulla linea. Possibilità di ripartenza allora per il Real Castelfontana. Con Fimmano che cerca lo spazio per liberare il mancino. Tocca per Conti. Ancora Fimmano defilato nei pressi della bandierina. Attaccato con Ciaralli che chiude poi in calcio d'angolo. Pallone messo verso il centro coi piedi Rossi Merighi. Allora può andare Costi. Va via Costi, la sovrapposizione di Anut. Costi va invece dall'altra parte dove c'è Cocomeri che può calciare. Si oppone bene Tomaino. Poi Costi torna sulla sfera e commette un fallo ai danni di Berretti, di Ferretti. Giuliano, fatti vedere. Poi sta palla. Fimmano. Il suggerimento in verticale per Cavallo, che non controlla questa sfera perché fuori misura il tocco in avanti di Fimmano. Pallone lungo in avanti, lo tiene dentro Becchi che poi va a crossare, sfera che non arriva dalle parti di Cocomeri. Allora Cavallo va a giocare con Fimmano che dall'altra parte serve Ferretti, il cui tocco in verticale non trova nessuno. 22 sul cronometro di questo secondo tempo, 2-0 per la Virtus Stella Azzurra, che in questo momento si sta confermando la seconda forza del girone A. Al momento 57 in caso di vittoria, 54 al momento, 57 in caso di vittoria ai punti, con cui la formazione di Beccaccioli chiuderebbe la regular season. Vai, attacca! Alza la sfera Ciaralli, pallone buono per Becchi che la copre bene, attaccato da un avversario, va a scaricare verso Hanut che in verticale trova ancora Becchi, chiuso però, tutto regolare, possibilità di andare per Cavallo, la sovrapposizione di Ferretti che calcia di prima sul fondo. Rossi Merighi con le mani, pallone per Cocomero che la lascia sfilare, va a duellare con Montagnolo che chiude in fallo in calcio d'angolo. Lo stesso Cocomeri alla battuta, no, è andato Becchi alla battuta di questo corner. Cocomeri non ha trovato il pallone all'interno dell'area. Controfallo di Pacchiarotti, rimessa che passa, possesso alla Virtus Stella Azzurra, giocato all'indietro il pallone dalle parti di Ciaralli. Costi, lo scarico di Becchi, si alza il pressing del Real Castelfontana ma esce bene la Virtus Stella Azzurra. Stai su! Pallone lungo per Becchi, Marca lì, lascia giocare il portiere. Va bene. Tomaino si fa vedere, Fimmano che controlla, va ancora in verticale per Cavallo che cerca lo spazio per Pacchiarotti, la grande risposta di Rossi Merighi. Cavallo prova ad andare via, fallo ai suoi danni. Punizione già battuta, Fimmano, Montagnolo apre,
Cavallo scarica, Pacchiarotti. Aiuto! In verticale ancora per Cavallo. Cavallo prova ad andare nello spazio libero, calcio di azione di Pacchiarotti e ci mette il braccio Rossi Merighi chiudendo in corner. Pallone all'indietro per Montagnolo che va in profondità, il petto di Cavallo. Perde la sfera Fimmano, allora può andare Costi in avanti e non può sbagliare Cocomeri per il 3-0 della Virtus Stella Azzurra, che probabilmente mette una seria ipoteca sulla gara. 3-0 al 25esimo del secondo tempo per la formazione di casa. Metta bene il prodino, Giotto, metta subito il prodino, grazie, c'è lui, Eh. 3-0 più cinica la formazione. Va bene, Bracci, vieni, gli diamo spazio, vieni qua, vieni! Di Beccaccioli che ha punito questa volta in ripartenza. Forza Giulia, bravo! Col tapin vincente di Cocomeri. Pallone in avanti ora con Cavallo che guadagna una rimessa laterale. Battuta all'indietro. Tomaino. Cavallo. Pacchiarotti, ottimo l'1-2. Non trova la conclusione Pacchiarotti. Ce l'hai, Francesco, ce l'hai Claudietto! Rossi Merighi con i piedi. Copre la sfera Becchi. Attaccato da Vertolli, va a terra. Becchi. Calcio di punizione. Giuliano, la prossima al cambio, Giorgio al cambio e Pacchiarotti al cambio. Giulia, là, davanti a te. Andiamo dentro. Francesco il 4. No, Francesco. Giulia, Giulia, vai Arina. Vai Arina, Giulia. Becchi va all'indietro. Sbaglia poi il passaggio Tanzi, che regala la rimessa laterale al Real Castelfontana. Montagnolo. Dai, che sono insieme, dai. Senza farla, mammi. Fermo là davanti. Sul destra. Gol. Cavallo. Tienilo lì. Sì, partito. Bravo Gio. Montagnolo prova ad andare via. Bravo Gio. Su di lui Flamini, è entrato da pochissimo. Cavallo. Allungati. Chiuso da Rossi, ricomincia da Tomaino. Bravo Mirko. Federico, vieni. Raga, dai, poi Giuliano, già cambio dopo. Rossi scambia con Tanzi. Bravo perché, bravo. Ancora Tanzi col tacco, appoggia per Rossi Merighi, che va lungo con i piedi. Chiuso. Pallone in avanti allora. Possibilità per il Real Castelfontana, lo scarico per Cavallo che va a giocare corto, poi il pallone in profondità a trovare il numero 13 Sordilli, che va all'indietro a scambiare con Vertolli. Ancora Sordilli. Il pallone in verticale per Cavallo che se la alza, cercava forse un'acrobazia. Poi c'è stata un'irregolarità ai danni dello stesso numero 11 e allora sarà calcio di punizione. Era dentro comunque, però non ci frega niente. Se fallo è dentro, come te fai? No, Era dentro del metro. non cambia nulla, però guarda dove ha messo. Ah, uguale, fa niente, da qui. Era solo il scivolone. No, vabbè, è chiaro. Se fa tanto, mister, se fa tanto per parlare. Io non so che cazzo. Se la mette lì, Il tocco, poi la conclusione murata. Porta senza fallo. Va bene. Oh, va diretto, sta stronzata al centro. Leva dove scatole.
Allora fallo diverso. Mandaci in destro. Conti, attaccato, perde la sfera. Adesso, la stacca là. Ragione, che la butti così serve a nessuno. Tanzi, Hanut, all'indietro, Tanzi, sbaglia il tocco. Ragno non è pronto a riconquistare la sfera, finisce qui, triplice fischio, Virtus Stella Azzurra batte Real Castelfontana 3-0 e si conferma al secondo posto del girone A, raggiungendo la quota 57 punti in classifica e dunque chiude al secondo posto la regular season.